perché mi rendo sempre più conto di chi siete voi sulle frontiere dell'evangelizzazione, anche se il vostro compito non è quello di annunciare direttamente il Vangelo al pulpito, ma siete un ponte senza il quale è difficile per la Chiesa poter contattare le giovani generazioni, quelle di oggi in particolare. E spero che vi sia molto chiaro il vostro compito, che è quello di docenti capaci di far vibrare la cultura, quindi con motivi culturali interessare ad argomenti che hanno ricaduta esistenziale i giovani di oggi. Per alcuni aspetti vi invidio, perché vorrei anch'io avere la possibilità di cimentarmi in quella età fantastica e turbolenta che è quella evolutiva, piena adolescenza, prima giovinezza. Quindi vi sono grato, spero che siate ancora ricarichi di molto entusiasmo e non mi stancherò mai di dire l'etimologia, esprimere l'etimologia dell'entusiasmo, Einai entotseo. Lasciando stare Bacco, Dioniso, cioè Einai entotseo, essere in Dio, per vedere tutto con gli occhi di Dio e amare tutti con il cuore di Dio. Voi avete la possibilità effettiva di guardare in volto i vostri studenti in qualunque condizione si vengano a trovare e di amarli come Dio vi vede e li ama. Siete la sua presenza personalizzata. Ecco perché ho detto, io non posso non sentirmi emozionato di fronte a voi che avete questo compito sublime. Non vi dico neanche svolgetelo bene, se non si svolge bene non si svolge, punto e basta. Vorrei portare a compimento quest'anno una riflessione che riguarda l'antropologia, ovviamente, sulla cui essenza noi stiamo giocando il senso della storia civile. L'anno scorso, se ve ne ricordate, ma trovate anche nel sito diocesano, abbiamo focalizzato l'attenzione su questo aspetto, l'uomo nel tempo, oltre la sua corporeità fisica, è quel tema. Quell'oltre la sua corporeità fisica non vuol dire contro la sua corporeità. La corporeità è una dimensione umana importantissima, ma non è la sola. Io penso che per voi sia anche più facile dialogare con i vostri studenti a mano che procedono verso la giovinezza, perché gli interrogativi si ripongono molto seri. Allora, come abbiamo accennato l'anno scorso, abbiamo detto come si può capire che l'uomo di fatto non è soltanto materialità fisica, corporeità. Lo si capisce da un principio di fisica e quindi voi non vi appellate ad altri principi di carattere trascendente, semplicemente alla fisica, alla scuola. La fisica afferma che tutto ciò che è materia è comunque misurabile. Se però l'uomo non può essere misurabile in tutto, qualche cosa dell'uomo non è materia. Io non ho detto se è anima, se è spirito, dico semplicemente che se non è misurabile, quantificabile, non è materia, perché la mia voce è misurabile. Se io sollevo
questa bottiglia è misurabile, ma l'amore che tu provi per una ragazza tua magari vicina di banco, prova a misurarlo. E il tuo pensare che misura ha, che peso ha, che dimensioni ha, se non è misurabile, non è materia. Eppure l'amore fa parte del tuo essere. Eppure il pensare, l'essere libero, andate dicendo, cioè tutte le espressioni che abbiamo segnalato l'anno scorso, che poi voi conoscete molto meglio di me per l'immediatezza che avete del contatto con i giovani, l'infinità delle espressioni umane ci afferma, ci attesta che noi, esseri umani, siamo corporeità, ma anche oltre corporeità. Quello era il principio dell'anno scorso. Quest'anno che cos'è che vorremmo tentare di affrontare? Troverete l'intera relazione, che io un pochino sforbicio per forza di cose, perché sono 16 cartelle, tutto lì il problema. Sul sito diocesano, già da ieri c'è già, quindi potete consultarlo. Quest'anno vorremmo affrontare il seguente argomento: l'uomo oltre il tempo, nella sua corporeità glorificata. Quindi è integrativo rispetto all'anno scorso. L'anno scorso l'uomo nel tempo, quest'anno l'uomo oltre il tempo. L'anno scorso oltre la sua corporeità fisica, quest'anno nella sua corporeità glorificata. L'anno scorso ci siamo posti la domanda: chi sono io? Ed è fondamentale che un giovane si renda conto di chi è. Quest'anno ci poniamo la domanda: che cosa mi attende? Che destino avrò? La domanda è molto seria. Io credo che ce la poniamo per noi, come l'ho posta io per me, e me la pongo anche oggi con voi. Ma nello stesso tempo è importante che la domanda risuoni dentro i giovani di oggi, che sono convinto hanno bisogno di domande serie, radicali. Allora passiamo in rassegna alcune tematiche che secondo me voi potete prendere in mano, gestire in modo strabiliante, proprio attraverso il contatto con la letteratura, con la filosofia, con la storia, con tutto quello che stanno vivendo loro, a cominciare dal tema della morte. Parliamo cioè dell'escatologia, le ultime cose. Una volta si dicevano i novissimi, adesso siamo cresciuti per andare dal latino al greco, escatologia, paescata, le cose ultime. Sì, però non sono cose ultime che arriveranno ultime, sono realtà che si porteranno a compimento alla fine, ma che incidono enormemente nell'oggi. Il senso della morte. Si potrebbe passare in rassegna parecchia letteratura, anzi varie letterature, dal senso drammatico della morte fino al senso tragico della morte. E ho l'impressione che i giovani siano parecchio sensibili, anche quando qualcuno tenta di rimuovere il tema, rimane dentro. Quando si arriva ai leopardi non se ne può non parlare, e non è soltanto i leopardi, evidentemente. Come, ecco il problema, come dal punto di vista biblico, quindi della fede cristiana, va considerata la morte. Non viene considerata come un dramma e neanche come una tragedia, ma come un mistero. La morte è il mistero
della partecipazione dell'uomo credente alla morte e risurrezione di Cristo. E se vogliamo ancora più precisamente, è la grande liturgia esistenziale dell'uomo. Quando noi partecipiamo alla messa, cerchiamo di portare noi stessi, come si suol dire, no? La nostra vita concreta, ecco. E allora partecipiamo bene alla messa. È una liturgia. La vita entra nella liturgia. E la liturgia porta con sé tutta la vita. Allora è liturgia, altrimenti è ritualismo che non serve a nessuno. La morte va considerata come la liturgia suprema del momento della consegna dell'uomo al Padre in Cristo Gesù, che per così dire muore e risorge nell'atto del morire e del risorgere del credente. In altre parole, la morte, il morire, non è un fatto da emarginare, è un fatto da vivere. Questa tendenza che esiste, mi pare, a rimuovere tutto ciò che sa di morte, sta morendo, per carità, via tutti, fino a un certo punto. È il momento in cui la comunità stessa e la famiglia dovrebbero accogliersi in preghiera, perché si sta celebrando la liturgia gradita a Dio, come quando Gesù, spirando, prima di spirare, dice: Padre, nelle tue mani consegno la mia vita. E vorrei dire anche che quella liturgia è una liturgia trinitaria e non soltanto cristologica. Cioè si vive il mistero trinitario che è interessato a me e a te proprio in quel momento decisivo della vita, perché ne va di mezzo la salvezza o no, o meno. In quel momento è lì a vivere con me quella realtà il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sto vivendo la mia Pasqua con la Trinità. E vogliamo anche il tocco materno, ci terrà per mano Maria. Prega per noi ora e nell'ora della nostra morte. Chi ha recitato almeno una volta in vita l'Ave Maria ha diritto di avere accanto a sé, che lo tiene per mano, nel passaggio da questo mondo al Padre, Maria, la Vergine Maria. Quindi qualche pennellato detto sul morire cristiano, che dovrebbe essere definito come il passare da questo mondo al Padre. Nella Sacra Scrittura non si parla tanto del morire. Essendo giunto l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, Gesù, eccetera, eccetera. Questa è la definizione più bella della morte e del morire cristiano. Passare da questo mondo al Padre. Ma che cosa ci dice la rivelazione e il Magistero sulla realtà dell'approdo dopo la morte? Allora, se questo è il nucleo, detto, del morire cristiano, liturgia, va bene? Trinitaria, sul dopo, e sappiamo quali sono gli elementi che vengono definiti i famosi novissimi: morte, giudizio, inferno e paradiso. Aggiungeremo quest'oggi purgatorio e risurrezione. Vediamo se riusciamo a comprenderci, a capirci su questi fatti che sono rivelati, ma che corrispondono esattamente alle profondità dell'essere umano, non soltanto in termini conclusivi, ma durante il vivere umano. Quanto sono importanti tenerli presenti. Il giudizio di Dio.
Sarebbe interessante anche a questo riguardo già fare un po' di conversazione, che voi mi diceste cosa ne pensate del giudizio di Dio. Pongo la domanda subito: soggettivo o oggettivo? Chiara la domanda? Tentiamola di entrare, perché non è mica lo stesso, Se è soggettivo, vuol dire dunque che mi presento davanti a Dio, o Dio con più pieni di paura, adesso vediamo che cosa Dio dirà di me, e speriamo che sia in un momento benevolo. Soggettivo. Oggettivo è un'altra cosa. Il problema è molto serio, anche perché la complicazione nasce da una sorta di equivocità. Per esempio, quando noi parliamo di giudizio, ci appelliamo al giudizio personale o al giudizio universale? E se parliamo del giudizio universale, intendiamo l'insieme dei giudizi personali espressi da Dio sulle singole persone, o intendiamo l'evento conclusivo della storia? Finita la storia, arrivati all'ultimo giorno della storia umana, nell'atto della risurrezione generale, ci sarà il giudizio di Dio? Quello, per intenderci, che lo riprenderemo un po' in mano anche, di Matteo 25. Di che parere sareste voi? Perché ho detto, bisogna che ci intendiamo. Secondo me, la questione va posta nella considerazione di quell'espressione biblica, evangelica, che suona così: entes cate emera, nell'ultimo giorno. Cosa intendiamo per ultimo giorno? È l'ultimo giorno della storia o è l'ultimo giorno che coincide con l'oltrestoria? Se è dentro i 7 giorni è una cosa, se è l'8º giorno è un'altra. Riprenderemo la questione quando parleremo della risurrezione. Allora, chi crede in me, appunto, e io lo risusciterò, en te escate emera, nell'ultimo giorno. Ripeto, ultimo giorno della storia reale, che vuol dire 24 ore, le ultime 24 ore, o è l'ora, il giorno eterno, da risorti, quel giorno che non avrà più tramonto? Non è la stessa cosa. Il giudizio, dunque, è espresso a livello personale o a livello universale? La parabola, cioè no, l'incontro, quello che dice Gesù, la presentazione del giudizio universale è quello di a tutti insieme. Poi dirà la destra, la sinistra, eccetera. Vogliamo approfondire la cosa. Alcuni testi li troverete già nella spiegazione. Cristo dunque giudice, dopo essere stato redentore e Signore. Siamo già fortunati, perché è uno che è stato dalla nostra parte e quindi il suo giudizio sarà comunque di benevolenza, di uno che ci vuol bene. Sì. Ma il giudizio, entriamo adesso nel vivo, sarà soggettivo o oggettivo? Sarà necessario che sia Gesù Cristo a dirci il computo finale dei più e dei meno? Oppure noi saremo ciò che saremo? E la misura di ciò che saremo è Gesù Cristo? Gesù Cristo è la misura della pienezza della verità, è la misura della pienezza dell'amore. Chi è in definitiva l'uomo realizzato? Colui che è interamente verità, interamente amore. Allora è il confronto diretto con colui che è la pienezza della verità e la pienezza dell'amore. Il giudizio, in altri termini, non viene espresso da un giudice dall'esterno, ma è la corrispondenza del nostro essere
sulla misura della verità di Cristo e del suo amore. È un giudizio oggettivo che ci daremo da soli. Non occorrono sentenze esterne. Saremo ciò che saremo, punto e basta. Questo tema lo riprenderemo. Perché? Perché proprio l'essere verità e amore completamente significa essere paradiso. Essere menzogna, non verità, ed essere egoismo significa inferno. Allora noi non diremo mai, neanche agli studenti, che si va in paradiso e si va all'inferno, che quello è un mito. Ma l'essere paradiso e l'essere inferno è una realtà che coincide con il nostro essere e con le ricadute che il nostro essere ha sugli altri. Siamo paradiso, siamo inferno. Chi è paradiso crea situazioni da paradiso di felicità. Chi è inferno, cioè menzognero e egoista, crea situazioni di inferno. In definitiva, la questione riguarda le relazioni. In che relazione sono io con me stesso, con Dio e con gli altri? Se la mia relazione è di verità, pienezza di verità, io sono paradiso e creo paradiso. Da adesso, dalla scuola, dai loro rapporti. Altro che qualche cosa di mitico, sì. È esistenziale, sommamente esistenziale. L'essere nella verità, l'essere nell'amore. Ovviamente il contrario del dono, l'essere inferno. Anche da questo punto di vista diciamo che non esiste la predestinazione. Se ben osservate nella Sacra Scrittura, penso Efesini, penso Romani, ecco i due testi principali che parlano della predestinazione, San Paolo non parla mai di predestinazione all'inferno. Predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. È sempre da parte di Dio, cioè la predestinazione è destinazione ad essere salvati, ad essere figli del Figlio per arrivare alla glorificazione, vuol dire la pienezza della vita. Parola glorificazione vuol dire pienezza di vita, capot. Non c'è destinazione da parte, predestinazione da parte di Dio per la condanna. Qual è la condizione per la condanna? È l'autocondanna, che vuol dire l'inchiodarsi nella superbia che ti fa essere menzognero ed egoista. Il più grave pericolo che oggi stiamo correndo, tutta la storia umana, è segnata dalla superbia, dal primo peccato fino a tutti i peccati dell'uomo. La superbia. Mentre la via della salvezza è proprio quella dell'umiltà. Come ricordate, qualcuno forse avrà un po' di familiarità con Sant'Agostino, il famoso discorso, diceva: triplice è la via della santità e della salvezza. Prima est humilitas, seconda autem humilitas, tertia denique humilitas, per la via della salvezza. La questione invece che vorremmo adesso affrontare è questa. So se ho cercato di individuare in cosa consiste l'essere inferno o l'essere paradiso, va bene? L'essere paradiso vuol dire essere conquistati dalla verità e dall'amore. Essere inferno vuol dire essersi lasciati travolgere
dalla menzogna e dall'egoismo, volontariamente, caparbiamente, superbamente. Quindi è l'uomo che ha deciso così, non Dio che ha deciso su di lui di mandarlo all'inferno. Queste espressioni vanno cambiate, specialmente a livello culturale, mentre si fanno appunto di quelle distorsioni culturali, mentali, che lasciano sconvolti. Ecco. Ma fate un po' le prove con i vostri studenti. Bene, come si fa ad arrivare ad essere pienezza di verità, pienezza di amore? Lo si fa attraverso un'operazione molto bella, che la rivelazione ci presenta in modo favoloso, la misericordia di Dio. Da soli non ci salviamo, noi ce la mettiamo tutta, ma occorre la misericordia di Dio, che salva tutti quelli che vogliono essere salvati. Chiaro? Cioè tutti gli umili Dio li salva, non può salvare i superbi, perché loro impediscono a Dio di entrare in loro. Questo è il problema. Come quando si dice, ma a me non è stato dato il dono della fede. Piano. Dio dà a tutti la fede, a tutti coloro che nell'umiltà gliela chiedono. La misericordia di Dio è data a tutti coloro che nell'umiltà si appellano a Lui. Basterebbe ricordare il ladro sulla croce: ricordati di me, ricordati di me, basta. Non ha fatto né esame di coscienza né professione di fede. Ricordati di me, oggi sarai con me, paradiso. Perché se questa non è grandezza di una religione come la nostra, non ce n'è un'altra religione purtroppo al mondo che abbia altrettanta forza, quindi umanizzante. L'uomo fallito nella vita si appella alla misericordia, e quest'uomo fallito nella vita che si è appellato alla misericordia diventa il trofeo di Gesù Cristo. E anche questo aspetto, secondo me, va valorizzato e valorizzato molto. Diciamo una parola sul purgatorio. Quindi giudizio, vi ho detto, in termini di oggettività. Il paradiso, l'inferno, l'essere paradiso, l'essere inferno. Adesso abbiamo di mezzo il purgatorio. Tengo a precisare che il purgatorio fa parte del patrimonio della fede cristiana. Trovate scritto anche nel CCC, Catechismo della Chiesa Cattolica, o Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Comunque è parte del patrimonio, ma bisogna che ci spieghiamo, perché anche qui non va mai niente banalizzato. Come non va banalizzato, detto, il purgatorio e l'inferno, sì, dico l'inferno e il paradiso, neanche il purgatorio va banalizzato. Che cosa succede? Quando l'uomo non è pienamente verità e amore, quando l'uomo non è pienamente, radicalmente, egoismo e menzogna, è in uno stato di bisogno di purificazione da tutto ciò che sa di elemento di diminuzione del suo essere pienezza. Allora è uno stato di purificazione, non in riferimento al peccato, ma in riferimento alla pena temporale. Quante volte avete sentito parlare di pena temporale? Sicuramente nei giorni morti, vero? Perché il purgatorio è la conseguenza della pena temporale. Il peccato può essere soltanto rimesso dalla misericordia di Dio. Ma anche quando il peccato è stato rimesso dalla misericordia di Dio, non è detto che l'uomo sia in condizione di essere paradiso. Perché
La pena temporale consiste nella fragilità che ogni peccato produce sull'essere umano. Ogni peccato lascia il segno. Il peccato viene assolto, sì, ma la tua fragilità, la fragilità della tua volontà nel dover poi recuperare ti rimane. Anzi, ogni peccato che si commette provoca ulteriore fragilità umana. Per cui alla fine un bestemmiatore dice: beh, sono stato perdonato, sì, ma prova a vedere se alla prossima occasione riesci. Fai una fatica enorme. È una droga, insomma, il peccato. Questo è il problema. Si può anche dire: beh, noi ce la mettiamo tutta, ti perdoniamo per la droga, sì, ma però finché non riesci a rinforzare dal punto la tua volontà, da essere capace di dominare quel difetto, quel vizio, tu sei fragile. E nel tuo essere fragile non può essere felicità piena. La tua fragilità ti impedisce la pienezza della felicità. Allora occorre un rafforzamento che è dato dalle opere di carità, cioè mentre io agisco per il bene, mi rafforzo la volontà, dalla preghiera, dalle confessioni, cioè la vita sacramentaria, dalla parola di Dio, dalla solidarietà espressa nei confronti delle persone. E tutto ciò che faccio di bene mi rafforza, ma io vengo rinforzato nel mio essere l'uomo interiore, direbbe Paolo, anche attraverso la partecipazione della Chiesa. Io sono membro della Chiesa. Come membro della Chiesa ricevo dal corpo della Chiesa gli aiuti necessari per una vita più rafforzata. Insomma, essendo parte della Chiesa, io vivo della sua salute, della Chiesa. Questa salute mi viene data come rafforzamento della mia debole volontà di bene. Quante volte diciamo che no, vedo il bene, lo approvo, ma faccio il male. Romani 7, come è noto. Allora, per rafforzare questo, la Chiesa mi può aiutare. Ecco le cosiddette indulgenze, che sono degli aiuti che ricevo come delle iniezioni di forza che ricevo da parte della Chiesa in determinate situazioni. Le indulgenze hanno questo compito. Se io mi predispongo con la confessione, con la comunione, a ricevere grazie particolari, la Chiesa ti dice: tu sei parte del mio corpo. A me è stata trasmessa la possibilità di rinforzarti nell'uomo interiore. Allora, le pene temporali non sono i peccati, ma sono la conseguenza del peccato. È un danno che io ho creato a me stesso proprio nel ripetersi dei peccati. Poi semmai potete chiedermi anche ulteriori spiegazioni. Bene. Adesso diciamo un'ultima parola, proprio per arrivare poi con voi a molta conversazione, sul fatto della risurrezione. Io ho una impressione che sul giudizio di Dio, inferno, purgatorio e paradiso, la gente ci crede così, ma sul fatto della risurrezione ho l'impressione che sia calato il sipario. Per ben che vada, quando noi preti parliamo di risurrezione, speriamo che di speranza non c'è niente. Eppure anche il cardinale Scola ha parlato esplicitamente della risurrezione, della sua omelia per i funerali di Martini, e Martini ne parlava spessissimo di risurrezione. Conviene anche a questo riguardo che diciamo una parola. Siamo sulla soglia di una vera e propria discriminante rispetto a tutte le religioni antiche e moderne. Le antiche parlavano della sopravvivenza dello spirito, dell'anima. In realtà
la parola di Dio non ci dice della sopravvivenza dell'anima, ma ci parla di risurrezione della carne, del corpo. Se riusciamo a intuire qualche cosa, è tutto di guadagnato. Anche la stessa considerazione razionale di per sé ci mette su questa linea, almeno secondo me, perché se abbiamo detto che l'uomo non è soltanto corporeità, l'abbiamo detto a livello di razionalità pura, potremmo anche intuire, ma come sarà la sorte dell'uomo dopo la morte, se dentro di lui c'è una predisposizione a non morire, in quanto non è soltanto materialità corporea. Questa forza che ha dentro di sé, questa identità non corporea, che non abbia la forza di tirare verso di sé qualche cosa, qualche frammento della sua corporeità, ipotesi che si possono fare e che comunque non sono da scartare, ma è soprattutto in Cristo Gesù risorto che noi abbiamo la certezza di questo evento, che cerchiamo adesso di chiarire per quanto ci è possibile, dal punto di vista anche razionale, diciamo una razionalità che studia la fede, proprio perché possiamo dire sempre che la fede è razionale, cioè sono dati affidati alla nostra mente perché siano anche elaborati e intuiti, se non proprio compresi, dalla mente umana. Che Gesù abbia parlato della sua risurrezione non ci sono dubbi. Almeno in 3 annunci che vengono segnalati dai sinottici parla della sua risurrezione, anche fra 2 domeniche, la 24esima domenica, dopo sarà la grande affermazione di Pietro, tu sei il Messia, nella edizione di Marco per intenderci, subito dopo parlerà della sua passione e morte, ma il 3° giorno risorgerò. Per 3 volte appunto ha affermato la sua risurrezione. Quindi Gesù ha una chiara coscienza di ciò che lo attende, la morte per crocifissione e la risurrezione. La risurrezione è il nucleo centrale del kerygma cristiano. In altre parole, i primi cristiani non parlavano della nascita di Gesù, della sua infanzia. I Vangeli, come è noto, sono partiti tutti dal mistero pasquale. Il crocifisso è risorto. Questo era il kerygma, cioè la sintesi della bella notizia che gli apostoli avevano sperimentato attraverso le apparizioni. È il risorto, perciò è il Signore. Io credo che anche noi dovremmo partire sempre di lì. A livello personale, per capire il senso del vivere, dobbiamo partire dal senso del morire per risorgere. E la risurrezione è come il sigillo di autenticazione di una morte per amore, che non può concludersi in una disintegrazione dell'essere. È la risurrezione, da là che conviene partire. Teniamo presente però che la risurrezione non ha riguardato soltanto Gesù Cristo, riguarda noi come discepoli suoi. E fargli evitare la vita del discepolo in senso qualitativamente elevato, al punto che questi discepoli che erano stati tramortiti dalla morte di Cristo eccetera eccetera avranno poi tanta di quella parresia che era impossibile da ipotizzare. Paresia vuol dire non è soltanto coraggio, di solito spesso si traduce con coraggio, no? La paresia è qualcosa di diverso. Il coraggio, dai, facciamoci coraggio, no? La paresia è una forza che ti viene dal di dentro, irresistibile, quella è la paresia, che è quella sostanzialmente che ha sperimentato anche Geremia. Come un fuoco, dicevo, Signore, adesso basta, non parlerò più in tuo nome, ma un fuoco mi ardeva dentro che mi impediva di tacere. Ecco, quella è la paresia. Gli apostoli dalla pavidità passano alla paresia. Questo fenomeno non è ipotizzabile se non a causa di un evento che non poteva non esserci.
Ma il grande, irrefrenabile, incontenibile profeta e testimone della risurrezione è Paolo. È vero che lo conosciamo bene Paolo, tutte le sue lettere, una miniera bellissima. Quanto mi piacerebbe con voi che avete esperienza di queste cose, che le avete anche assaporate da laici o da religiosi, potersene parlare, cominciare con un discorso su Paolo e insieme continuarlo, legandolo nelle varie lettere che ci ha lasciati. Ma io dico, abbiamo un patrimonio che nessun altro ha e che è davvero un peccato non conoscere. Qualcuno poi dice, ma San Paolo è così difficile. Ma cosa volete che sia difficile Paolo? Lo capivano i suoi cristiani? Lo so, a prima lettura, ma poi quando ci si appassiona non lo si lascia più in biblioteca. No, è impossibile. Paolo ti travolge, insomma. Io spero proprio che tutti ne siamo appassionati. Paolo e la risurrezione. L'incontro con il risorto gli ha cambiato la vita, come viene descritto al capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Ma sentite un po', anche negli stessi Atti degli Apostoli, quante altre volte si parla di lui e la risurrezione. Capitolo 17, e il fallimento di Atene, quando Paolo introduce tutti i grandi discorsi ad Atene, ho visto un Dio ignoto, eccetera, eccetera, Dio vi ha beneficato con le piogge e le stagioni, ma poi ha mandato il suo figlio che ha fatto risorgere dei morti. Su questo discorso parleremo domani. Chiuso tutto. Sembra proprio un destino malvagio su Gesù Cristo. Quando si parla di Cristo come un grande profeta, qualcosa ti ascoltano. Quando si parla di Gesù Cristo come il risorto, si tappano le orecchie. C'è un mistero di iniquità. Dovrebbe essere la più bella notizia che viene raccolta, e comunque uno dovrebbe dire, ma cosa vuol dire per me Cristo risorto? Almeno domandarsi. No, viene boicottata all'inizio. C'è una specie di allergia generalizzata. Spero che non sia così nelle vostre scuole. Provate a indagare, ecco, e domandate perché. Perché Paolo ci ha dato la sua vita. Su questo argomento ascolteremo un'altra volta. Poi capitolo 23, il 24, discorso di Paolo davanti al governatore romano. Nutro la speranza che ci sarà una risurrezione dei morti. Capitolo 25, l'incontro tra Festo e il re Agrippa. Viene spiegato il motivo del giudizio, una delle cose più belle che avevano con lui, dice Festo ad Agrippa, avevano con Paolo alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. È bellissimo, no? Paolo è inchiodato su una fissazione: Cristo è vivo. E gli altri dicono no, è morto, poveretto, si illude, è vivo per Paolo. E poi dirà Paolo, ma perché tra voi è considerato incredibile che Dio risusciti i morti? Tante altre citazioni che vi porterò. Su questo tema della risurrezione c'era un grande scetticismo, per esempio da parte dei Sadducei. Conosciamo bene la vicenda, quando i Sadducei sono presentati a Gesù e gli ha detto, ma allora tu affermi la risurrezione dei morti, ti lo spieghiamo noi che è impossibile. Una donna aveva marito morto. Per la legge del levirato, del cognato, insomma, del levirato, doveva sposare l'altro fratello perché gli desse discendenza, come è noto, no? Muore il secondo, muore il terzo, tutti e 7 i fratelli sono morti. Ultima morì anche la donna, era ora.
Ma il problema è di chi sarà moglie questa donna? Vedi che è impossibile la risurrezione? Voi siete in grave errore, perché non avete capito che il matrimonio è finalizzato alla vita terrena, non alla vita eterna. Il che non vuol dire che quando si è paradiso, salvati e risorti, non ci conosciamo più. E che tra marito e moglie ci si voglia meno bene, tutt'altro. È un amore più purificato, è addirittura un amore risorto. Quindi non si vada a confondere la vita eterna da risorti come qualche cosa dove scompare la conoscenza, e molto di più è la conoscenza che Dio ha delle persone e l'amore che Dio ha per le persone che viene infusa in noi nella risurrezione. Noi balbettiamo appena ciò su cui noi condurremo una esistenza senza fine, perché non stiamo parlando di pochi decenni che ci toccano in sorte nella storia umana, parliamo della durata eterna, del nostro vivere eterno. Settici, come è noto, erano pure gli epicurei, che non credevano affatto nella risurrezione, semplicemente perché non credevano nemmeno nella sopravvivenza dell'anima, perché erano convinti, epicurei, che l'uomo è puramente corporeità. Gli stoici invece lasciavano un pertugio, ma soltanto per l'anima. Secondo gli stoici l'uomo sopravvive con la sua anima, il corpo no. Paolo, scrivendo la sua prima lettera ai Corinti, si è rivolto ai suoi cristiani che erano in qualche modo contaminabili e dagli epicurei e dagli stoici. Per cui non possiamo non soffermarci un pochino, quel tanto che basta, poi il resto ve lo potete anche leggere e commentare da soli, lo sapete molto meglio di me, ma una parola dobbiamo spenderla. La prima lettera ai Corinti, capitolo 15, interamente dedicato alla risurrezione di Cristo, primizia dei risorti, e alla nostra risurrezione in Lui. Ho ancora da dire in che cosa consiste la risurrezione, va bene? Però diciamo intanto la certezza: se Cristo è risorto, anche noi siamo risorti, perché se Cristo non fosse risorto, vana la nostra speranza, siamo ancora nei nostri peccati, eccetera, eccetera. La risurrezione. Paolo usa una immagine che è di una lucidità e secondo me di un convincimento difficilmente smentibile: l'immagine del chicco di grano. Noi seminiamo un corpo mortale, risorge un corpo immortale, come il grano, il chicco di grano seminato in terra. Muore il chicco di grano, ma rispunta il suo germe, diventa germoglio. Attenti, c'è una parte che marcisce e il suo germe, la sua identità, che diventa immortale, che diventa la nuova pianta. Nell'atto del morire, da questa immagine si potrebbe dire c'è anche l'atto del risorgere. Si muore nella corporeità fisica, si risorge nella immortalità della totalità della persona, perché risurrezione vuol dire non soltanto sopravvivenza dell'anima, vuol dire il recupero di tutto l'essere umano. E noi saremo esseri umani con la nostra precisa identità, non saremo angeli. Questo è un dato molto importante. Allora, in quel risorgere, quel germino che rispunta, potremmo parlare di quel entescatemera, nell'ultimo giorno, cioè nel passare da questo mondo al Padre, avviene anche la risurrezione di una corporeità che è adatta alla nostra individualità di risorti.
Quindi non è più un corpo materiale, ma è lo stesso corpo, e lo prenderemo dalla lettera di Paolo ai Filippesi, lo stesso corpo del risorto. È una corporeità che si adatta al nuovo essere dell'essere spirituale, dell'essere anima. Se però qualcuno vi dicesse, no, guarda che la dottrina della Chiesa è ancora determinata a dire che l'ultimo giorno sarà l'ultimo giorno della storia, allora la domanda che viene spontanea, mi pare per tutti, è il tempo che intercorre tra la morte fisica di una persona e la risurrezione, come è vissuto da chi è morto? È un tempo o non è più un tempo? È già entrato nell'eternità, ma come sarà la sua situazione? Tutte domande che risolveremo quando ci saremo. Secondo me però la cosa più bella da pensare, l'ho banalizzata sì, però la cosa più bella da pensare, che a me dà tanta serenità, è questa: che Dio non ha mai trattato male l'uomo e sicuramente ci tratterà molto meglio di quanto possiamo ipotizzare su questa questione vitale che è la risurrezione. Ma volete che ci deluda Lui? Lui sa come saremo. Io dico, propendo con quell'immagine di Paolo, dire che nell'atto del morire c'è la risurrezione. Ecco perché ho parlato di liturgia, la liturgia del morire, è morte e risurrezione con Cristo. Quindi è il momento, il telos, il compimento della vita umana. Però ho detto, se non fosse così, Dio ci tratterà divinamente, perché è la questione fondamentale per l'uomo, e non poteva certo imbrogliarci su questa questione vitale. Abbiamo a nostro conforto la lettera ai Filippesi, che voi conoscete molto bene, quella grande pagina di Paolo autobiografica, ecco, da cui ho preso anche il mio motto: mi vivere Christus, capitolo 1, versetto 21. Per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno, eccetera eccetera. Il capitolo 3, quando dice io ho stimato ormai spazzatura tutto il resto, per me la sublimità della conoscenza di Cristo. Sentite cosa dice: che io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte. Paolo aveva proprio il senso di sprofondarsi nella morte di Cristo come mistero, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. E come io sono stato afferrato da Lui, anch'io corro in modo da afferrarlo. Ma l'ultima parte la conosciamo tutti quanti a memoria, dai che la diciamo anche insieme. La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro misero corpo mortale ad immagine del suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Cosa c'è di più bello? Allora, la nostra patria è nei cieli, e io spero che voi abbiate spiegato molto bene ai vostri studenti nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli, che vuol dire nella trascendenza. Ecco, qui sì che va smitizzato, ma per forza è la trascendenza, Dio che trascendi tutta la creazione, sei oltre, abbracci tutta la creazione, ma non ti confondi con la creazione. Anche noi, la nostra patria, il nostro destino, la nostra destinazione, il nostro approdo definitivo è nei cieli, cioè nella trascendenza, non nella storia, è nell'oltre storia. La nostra patria è nei cieli, e di là aspettiamo l'attesa escatologica come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo. Lui trasformerà, cioè cambierà la forma del nostro essere mortale, trasformerà o trasfigurerà il nostro essere mortale, il nostro corpo mortale, ad immagine del suo corpo glorioso. Dunque, Lui è l'icona, l'immagine, del risorto. Noi saremo trasformati in Lui, nella sua icona. Insomma,
Quando si fanno, diciamo, per capirci, le opere d'arte, le sculture, facciamo magari in bronzo, ecco, c'è l'icona su cui poi si costruisce tutto il resto. Ecco, Gesù è il risorto, è l'icona su cui noi saremo creati risorti. Questa è una nuova creazione, una vera e propria creazione. Il tutto il resto noi non abbiamo la possibilità di poterlo decifrare, decodificare, neanche pitturare. Sono più immaginazioni che altro. Abbiamo una certezza: Cristo è risorto realmente. Tutta la sua persona divina, umana, divina, ma nella sua anche corporeità, è stata assunta, la corporeità, per essere idonea alla divinità. La sua risurrezione ha fatto sì che la sua corporeità sia idonea, quindi abbia le dimensioni, per intenderci, non fisiche, ma le dimensioni ontologiche dell'essere, della sua divinità. Noi saremo partecipi del suo modo di essere risorto. Lui è l'icona di questa realtà nuova che saremo noi. Solo chi ha sperimentato Gesù risorto è in grado di dire qualche cosa di quello che noi saremo. Noi finora non l'abbiamo ancora sperimentato, ma lo sperimenteremo, forse fra non moltissimi secoli, perché la fine arriva. Quindi io direi: ringraziamo il Signore di avere questo patrimonio di fede, trasmettiamolo con grande passione, perché è quello che ci motiva. La risurrezione in fondo è il sole che splende dall'alto, che illumina le nostre giornate, anche un po' buie. Tutto il resto lo potrete guardare. Vorrei concludere con un grazie per voi. Questo è per voi un mandato preciso di missionarietà evangelizzante, che vi connota in quanto docenti di religione cattolica nelle scuole statali e cattoliche. Se avete l'opportunità, fatemi sapere i risultati della vostra presentazione culturale, che anche oggi insomma è fatta cultura, la parola con la passione della cultura che trasmettete ai vostri studenti. Penso studenti del momento più magico dell'interesse intellettuale. Cosa vuol dire un giovane dai 14 ai 19 anni? La mente così fervida, come ci ricorda Sant'Agostino, a 18 anni si è appassionato dell'Ortensio e dunque della Sapienza. A 18 anni voi ce li avete lì accanto, venerateli i vostri studenti e aiutateli a scoprire ciò che sono dentro e ciò che Dio vuole anche attraverso di voi fare di loro.